Dalla grande alluvione del novembre del 2010 e sono passati quasi 4 anni, ne abbiamo parlato un'infinità di volte, il bacino di laminazione di Caldogno. Oggi siamo stati nell'area del cantiere a vedere qual è la situazione dei lavori. Il cantiere del bacino di laminazione di Caldogno è in piena attività. Del resto c'è da scavare tantissimo, quasi 4 milioni di metri cubi. E c'è da correre, perché l'opera dovrà essere completata ed entrare in funzione, se ce ne fosse bisogno, almeno in parte, entro il 2015. Ruspe che asportano terra, che la spostano, la accumulano, si procede. In alcune aree però i lavori sono stati interrotti, perché al primo inquinamento rilevato qualche settimana fa, diversi elementi, ma in particolare arsenico, se ne aggiunge un altro, come spiega il sindaco di Caldogno. In un punto un po' più a nord, in prossimità della probabile, speriamo, futura Osi Vegre, è stata ritrovata un'altra zona, una piccola zona, più piccola rispetto alla prima, in cui sono stati trovati dei rifiuti ma di carattere meno invasivo rispetto ai precedenti, quindi sono quasi tutti scarti provenienti dall'edilizia e qualche pneumatico che è stato interrato. Per la prima area inquinata ci sarà un sopralluogo di regione, provincia e comune di Caldogno martedì prossimo. Ci saranno da asportare 3.500 metri cubi di rifiuti. Quel che è certo è che molte campagne della nostra provincia spesso sono state usate come discariche, l'occasione della salvaguardia idraulica e anche l'occasione per bonificare. È chiaro che l'occasione di realizzazione del bacino di invaso ci permette sia di avere un intervento di sicurezza idraulica e soprattutto anche di un intervento di bonifica da un punto di vista ambientale. Arriveranno dunque in città gli autovelox fissi proprio nel cuore della città.